Noi Veneto Indipendente, tramite la Liga Veneta che fa parte di ALE, Alleanza Libera Europea, European Free Alliance, ha organizzato questa università estiva. Cosa vuol dire università estiva? Ci troviamo con i partiti che sono presenti nel territorio della Repubblica Italiana, indipendentisti, regionalisti o federalisti. Questi partiti si riconoscono in quello che è lo scopo dell'ALE, quindi come abbiamo detto Liga Veneta Repubblica, ma soprattutto Noi Veneto Indipendente in questo momento, è assolutamente solo quello, non lo dirò più, e Südtirol Freiheit, che è il partito indipendentista sudtirolese, rappresentato nel Consiglio provinciale autonomo del Sud Tirolo, con 3 consiglieri regionali, Partito Sardo d'Azione, Alpe, che è una formazione regionalista della Val d'Aosta, regionalista quindi autonomista ed ecologista della Val d'Aosta, Slovenska Skupnost, che rappresenta la minoranza slovena presente nelle province di Gorizia e di Trieste e Udine, esatto, e poi Altro Sud, che è rappresentato dal professor Gentile, che è presente in Campania. È questo. Vi invito un minuto solo ad alzarvi in piedi, perché noi di Alleanza Libera Europea ricordiamo, e vi prego di alzarvi, ricordiamo un grandissimo nostro amico, una persona che veramente mi commuove e mi dà i brividi di ricordare, che è Franco Piretta. Oltre a essere un indipendentista sardo da sempre, era un grande amico, una persona che di politica la macinava con il cuore e con l'entusiasmo. Franco Piretta è stato nostro rappresentante in seno all'ALE per molto tempo, è stato una colonna del Partito Sardo d'Azione, ci sono anche gli amici sardi qui con noi, quindi lo ricordo io per loro, per non fare troppo, diciamo così, allungamenti di discorsi. No, volevo ricordare proprio Franco Piretta perché se voi l'aveste conosciuto avreste capito come un indipendentista possa lavorare senza avere obiettivi secondi o terzi, ma amare il suo popolo, amare la sua terra, amare la sua patria e dare tutto senza chiedere nulla. Quindi grazie per il vostro momento di attenzione nei confronti di questo nostro partito. È quello di essere estremamente divisi, ma non nel bene, cioè come capita ad esempio in Catalogna, la chiamano competizione elettorale, no? Ma nel male, diciamo, cioè, litigi, eccetera. Com'è la situazione sarda da quel punto di vista? La situazione sarda è che probabilmente, mentre noi stiamo qua a parlare, sono nati altri 2 partiti indipendentisti. La partecipazione sul lato una continua scissione, ad ogni tornata elettorale ci si scinde, siamo 12 forse, più di 10 sicuramente, quindi tra autonomisti e indipendentisti anche di più, sì, è un problema. Il problema probabilmente è dovuto anche, soprattutto al liderismo, perché poi ognuno si costruisce la sua stanzetta dove vota legge, comanda. Invece di navigare, come ieri qualcuno ha detto, invece di navigare in un mare, ognuno ha la sua pozzanghera e sono tutti contenti. L'idea di
pensare alla propria indipendenza e alla propria libertà, quindi di infrangere la loro legge. Ma noi siamo tendenzialmente pacifisti, noi veniamo da migliaia, per noi non è neanche fondamentale il referendum perché abbiamo dalla nostra parte il tempo. Da Cartagine in poi ne sono passati tantissimi, ma tanti, e tutti se ne sono andati, quindi è solo una questione di aspettare. Questa non è male. Il problema è un altro, il problema è un altro. Siamo consapevoli che anche quella italiana è una parentesi, come tante altre che ce ne sono state prima. Il problema è un altro, l'ha affrontato stamattina, mi pare, Guadagnini. Questi stanno facendo danni. L'Italia sta facendo danni, perché i danni che ci ha fatto l'Italia in 50 anni non ce li hanno fatti gli spagnoli in 400, non ce li hanno fatti... Il problema sta tutto lì. Anche la fretta di arrivare a un referendum è quella, perché 50 anni... Negli ultimi 50 anni noi ci ritroviamo con il 70% dei poligoni italiani concentrati in Sardegna. Un'industria che prima non c'era, in Sardegna sino agli anni 60 non esisteva la figura dell'operaio, che ce l'hanno imposta, che la nostra economia era agropastorale ed è lì tutto l'indotto. Ci hanno imposto questo modello ed è altamente inquinante. Abbiamo un bacino di fanghi rossi nel Sulcis che è 35 volte più grande quello che esondò in Ungheria qualche anno fa, lo ricordate tutti, che poi i fanghi finirono nel Danubio e ci fu una strage, 3-4 stati coinvolti. Il nostro è 35 volte più grande, a poche decine di metri dal mare, vicino a Sant'Antioco. E niente, abbiamo un territorio completamente compromesso. Sinceramente siamo un po' con l'acqua alla gola rispetto alla situazione italiana. Abbiamo il problema dello statalismo, che l'esercito, eccetera, eccetera, sta diventando una valvola di sfogo per i ragazzi perché c'è disoccupazione e si finisce lì. Abbiamo una marea di pensionati che comunque vive nella paura, come diceva Lorena, di perdere la pensione, quindi c'è questa situazione di stallo che comunque è pericolosa. I Renzi pochi giorni fa hanno fatto, scusate il termine, non sono molto forbito nel parlare, ma hanno approvato questo decreto dove innalzano i livelli minimi di inquinamento dei poligoni equiparandoli alle zone industriali. Questo vuol dire che lo Stato italiano non ci bonificherà più i poligoni, che sono compromessi per sempre, perché lì c'è di tutto, hanno testato di tutto e la nostra salute ne sta pagando le conseguenze. Grazie. La salute, allora facciamo che parliamo di politica. Foggiato